Lo attendono da 90 anni. È il traforo di Sant'Augusta, 5 chilometri di strada in galleria e in trincea. Si entra da Savassa e si esce in zona Sant'Andrea più o meno. 51 milioni di euro stanziati dall'ANAS. Il bando per l'appalto di costruzione dell'importante opera è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Il 5 ottobre la gara si chiude. Il vincitore entro pochi mesi inizierà la realizzazione del traforo. 3 anni e poi transiterà la prima auto. Finalmente si passa la stretta di Serravalle, il centro storico può quindi essere pedonalizzato e quindi tutti i cittadini potranno, e non solo i cittadini vittoriesi, potranno vedere le bellezze di Serravalle. Il traforo è il primo stralcio di un altro tratto di strada a scorrimento veloce. Uscirà in zona ospedale per raccordarsi con una nuova bretella. Serravalle sarà salvata dal traffico. Infine un'altra mini tangenziale unirà il casello autostradale con la zona industriale tra Conegliano e Vittorio. È la prima parte di una grande rivoluzione, però era fondamentale che l'ANAS finalmente desse l'avvio ai lavori. C'è chi esulta e chi invece si oppone non tanto al traforo quanto alla soluzione studiata da ANAS e Comune e da tempo propone un tracciato tutto lungo in galleria senza uscita in città ad appesantire una viabilità già fragile e un'area di alto pregio storico e archeologico. Sostanzialmente non va bene perché porta il traffico in centro, lo raccoglie alle porte di Vittorio Veneto e lo porta dietro il municipio. È uno scaricabarile tra ANAS e politica? Ma io ho parlato con l'ingegnere progettista dell'ANAS e mi ha detto che loro disegnano quello che la politica decide.